Te voglio far sapere quello che sei per me. Sei la gioia, la vita e l'amore, e sto cuore sospira a te. En français. Comment peux-tu dormir avec ce terre maussade? Chérie, viens écouter la jolie sérénade. Allora, lei ha viaggiato molto, ha incontrato diverse culture, diversi stili musicali. Ce n'è qualcuna che l'ha particolarmente colpita e come ha accolto, come si è relazionata con queste diverse culture? Ma sono tantissimi gli artisti che ho incontrato. Forse Marisa Monci sicuramente è stata una grande scoperta umana, che artistica lo sapevo già, ma anche Cyril Aimé, Luisa Sobral, Silvia Perez Cruz, è una donna meravigliosa con un'arte unica al mondo. Per me in questo momento è la più grande cantante vivente, erede di quella musica popolare unica al mondo. Lei è proprio la chiamano la cantante che canta come se fosse sempre l'ultima volta. Quindi diciamo che ognuno di loro mi ha dato qualcosa, e quindi è un tassello che man mano si costruisce e che va sempre più ad arricchire il mio bagaglio culturale, e sono sempre più curiosa. Io penso sempre che la curiosità poi a un certo punto si esaurisca. Con me non funziona, credo che sarò una vecchietta curiosissima, però bello, mi piacerebbe, cioè, mi piace vivere di questo mestiere, ma soprattutto ascoltare e vestirmi di musica come posso e sempre di più. Che consiglio darebbe a un giovane artista, un ragazzo che oggi vuole affacciarsi al mondo della musica? Prima cosa di trovare la propria personalità, di trovare se stesso artisticamente e di non fare niente fino a che non ha fatto questo passo. Il detto "chi comincia bene a metà dell'opera" è fondamentale in questo mestiere, e di non usare scorciatoie. Sono scorciatoie e basta, non sono strade, sono scorciatoie. Il Festival del Viaggiatore domani si sposta ad Asolo. Quali sono gli incontri più importanti? Bene, tutti gli incontri sono importanti, tutti i viaggiatori hanno delle bellissime storie da raccontarci ogni volta, sul filo della direzione tematica che noi indichiamo ogni anno, e quindi seguendo il tema che è l'infinito presente, viaggio alla ricerca della felicità, apriamo con una riflessione filosofica insieme alla filosofa Susi Zanardo. Poi invece faremo un tuffo nella fotografia, nell'audiovisivo, un bel viaggio intorno al mondo insieme a Emanuele Confortin, e poi avremo anche un momento di poesia accompagnato dalla musica con Vasco Mirandola. Avremo la nostra ospite ormai affezionatissima, che è Simona Tedesco, il direttore del mensile Dove. E poi un momento, forse l'unico viaggio immersivo che riusciamo a fare quest'anno, perché noi siamo famosi per fare i viaggi immersivi, è insieme al winemaker Roberto Cipresso. Ecco, lui ci racconterà il suo personalissimo viaggio all'interno di uno dei prodotti per i quali siamo più conosciuti al mondo, che è il vino come i prodotti della terra, e non solo racconta il territorio. Ecco, insieme a lui faremo un piacevolissimo viaggio attraverso i vini della nostra Italia. Poi, per non dimenticare il pubblico dei più giovani, in Convento San Pietro e Paolo incontreremo Cristina Chiperi. Ecco, lei è una giovanissima scrittrice che attraverso i nuovi mezzi di comunicazione si è imposta all'attenzione del pubblico di lettori.
Chiuderemo la serata della prima giornata asolana del Festival Viaggiatore con la premiazione del premio Segafredo Zanetti Città di Asolo, un libro, un film, che ricordo sempre è il primo riconoscimento nazionale dedicato alla narrativa per il cinema, e quest'anno apriamo alle serie TV. Come l'anno scorso la conduzione della serata è affidata a Maria Concetta Mattei, presenti i 5 finalisti e parte della giuria tecnica qualificata del premio della critica e la giuria popolare.